Sono tempi duri per i leoni che rischiano l'estinzione. Per proteggerli la Tanzania chiede aiuto proprio ai loro tradizionali nemici, i pastori. Matteo Alviti. Tra i giovani Barabeig, vicini meno noti dei Masai, uccidere un leone è simbolo di prestigio. Può cambiare la vita del guerriero e della sua tribù, che vive del bestiame minacciato dal re dei felini. Non a caso in questa regione della Tanzania, nel Parco Nazionale di Ruaha, c'era il più alto tasso di uccisione di leoni di tutta l'Africa orientale. Da oltre 13 anni, Amy lavora con i Barabeig per cambiare una tradizione che ha sempre segnato la loro esistenza. Lei è direttrice del gruppo di ricerca per la conservazione degli animali selvatici dell'Università di Oxford. Abbiamo iniziato a discutere di come proteggere il bestiame senza uccidere i leoni. Una specie considerata vulnerabile con meno di 40.000 esemplari. Solo 20 anni fa erano il doppio. Così, deposte le lance, i guerrieri hanno impugnato le matite per tracciare gli spostamenti dei predatori e proteggere in modo diverso la vita della tribù. L'uccisione dei leoni è calata del 70% nell'area dove abbiamo concentrato il nostro sforzo. I fondi raccolti per il progetto di difesa dei leoni sono andati a finanziare programmi per l'istruzione, per formare dottori e veterinari. Come un seme, il programma Lion Landscape ha iniziato a germogliare sviluppando un'economia alternativa e portando nuovi turisti. Anche i Barabeig, che oggi riescono a vedere il nemico di un tempo con uno sguardo diverso, quello della convivenza. Ci eravamo tanto amati a Hollywood. Tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard è battaglia legale senza esclusione di colpi. Emiliano Condò.